È iniziata la seconda fase del campionato, la fase a orologio che dopo la prima giornata, grazie alle sconfitte di Rimini e Trapani, vede la Fortitudo Moncada Agrigento in testa al girone a pari merito. Passeranno ai playoff le prime 4 squadre su 6 presenti, ma proprio le prime 4 hanno 6 punti in classifica. Domani, sabato alle ore 19 al Pala Moncada, la Fortitudo sfiderà la squadra del Nardò, squadra allenata dal coach Gennaro Di Carlo. Agrigento arriva dopo una vittoria in trasferta contro il Chiusi, una vittoria che vale doppio sia per la classifica che per l'importanza di tornare a vincere fuori casa dopo tanti mesi. La squadra del coach Cagnardi adesso lotta per la continuità dei risultati positivi e mantenere la piccola imbattibilità che ha avuto al Pala Moncada, che persiste da ottobre dopo la sconfitta contro l'Urania Milano. Davide Cagnardi, prima della partita, ha affermato che prosegue la nostra corsa con la prima partita in casa della fase a orologio che ci vede affrontare Nardò, la squadra talentuosa che gioca con grande fiducia offensiva grazie al sapiente lavoro del coach Di Carlo.